E allora eccoci tornati in studio per l'ultima parte di questa nostra puntata di TV7 Match, la parte che dedichiamo all'attualità politica e la discutiamo, la commentiamo con ospiti politici. Io ve li presento subito, inizio come sempre dalla mia sinistra con Renato Marcon. Buonasera Marcon, esponente di Liberi e Uguali. Al suo fianco abbiamo l'onorevole Alex Bazzaro, buonasera. Buonasera, grazie Bazzaro, per l'invito. esponente della Lega. Al suo fianco Fabio Miotti, esponente di Forza Italia. Buonasera Miotti e grazie anche a lei di essere qua. Giorgio Marchetto, buonasera. Buonasera. Marchetto, Buonasera. esponente del Movimento 5 Stelle. Finalmente abbiamo un esponente del Movimento 5 Stelle, erano più di qualche puntata che non si riusciva ad avere nessuno. Com'è che non... Siamo una specie rara. Siete una specie rara? Ma pian pianino usciremo dalla... Allora, dicevo, l'attualità politica anche questa settimana è stata una settimana particolarmente intensa, vivace, tanti annunci, tanti incontri, l'incontro a Innsbruck dei ministri dell'interno, la nascita di questo nuovo asse italo-tedesco-austriaco sulla questione dei migranti, ma è stata anche la settimana dell'inizio dell'iter dell'abolizione dei vitalizi, uno dei punti caldi anche questo del contratto di governo, tema particolarmente caro al Movimento 5 Stelle, ma è stata anche nuovamente una settimana con le polemiche sugli sbarchi, sui migranti, l'intervento di Mattarella, insomma c'è parecchia carne al fuoco sulla quale discutere. Allora io inizierei parlando con Giorgio Marchetto di questa giornata storica, come è stata definita, per quanto riguarda il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Beh, guardi, in effetti l'abbiamo promesso per 5 anni, perché nella scorsa legislatura abbiamo cercato di portare all'ordine del giorno questo provvedimento, ma c'è stato detto di no in varie sedi e finalmente siamo riusciti a far tornare sulla terra i nostri ex politici che percepivano e continuano a percepire vitalizi che sono fuori da qualsiasi ordine di grandezza rispetto possiamo a noi. fare, i numeri sono stati pubblicati, comunque ad esempio Walter Veltroni, 63 anni, ex deputato del PD, un vitalizio da quasi 9.000 euro, con il taglio arriverà attorno ai 6.000, ad esempio Nichi Vendola, 59 anni, ex deputato di SEL, da 8.000 euro a 5.000 euro, ma abbiamo anche personaggi dello spettacolo come Gino Paoli, 83 anni, un vitalizio da 3.000 euro, scenderà a 1.000, anche artisti come Ilona Staller ad esempio, pornostar, 66 anni, ex deputata dei Radicali, vitalizio da 3.000 euro che scenderà a 1.000 euro, e così ce ne sono altri 1.200 e passa, no? Certo. Quindi è stata fatta giustizia. Poi naturalmente ci saranno i ricorsi, perché quando si vanno a toccare questi che chiamano diritti acquisiti, la casta si ribella contro chi prova a metterci mano, però io personalmente avrei inciso di più. Cioè li avrei aboliti e basta, cioè non ricalcolati. Sarebbe stato più drastico. Sì, io sarei stato molto più drastico, anche perché avrei fatto un raffronto rispetto a quello che hanno fatto in tutti questi anni, in tutte queste legislature, il disastro, e quindi cosa vogliono pretendere cosa? Cioè il popolo dovrebbe richiedere anche un rientro di tutte queste spese, perché alla fine non è che abbiano giovato più di tanto alla Repubblica queste persone, poi bisognerebbe guardare caso per caso, però io credo che ci sarà modo anche di entrare in questa... Vi ricordate il famoso politometro? E lì saranno cavoli amari, io credo. Marco, vedo che già scuote la testa. Sinceramente, con la massima trasparenza, non ho motivo per difendere nessuno
Io porto sempre il mio esempio, io ho fatto per 10 anni il sindaco, ho iniziato nel 2004 con 1.200 euro lordi al mese, quando siamo arrivati nel 2008 e la crisi ha incominciato a mordere, ho ritenuto che dovevo io per primo dare l'esempio e mi sono autoridotto il mio stipendio da 1.200 a 900 euro lordi al mese. Non ho nessun vitalizio perché ritengo appunto che la politica si debba fare per passione. Però da questo, riflettiamoci un attimo perché si parte da qua e non si sa dove si va a finire. Da questo a dire che tutti quelli che sono arrivati prima hanno fatto solo dei disastri, io andrei un po' cauto, lo dico a futura memoria perché prima o poi tutti saremo degli ex, quindi anche quelli che ci sono oggi, i protagonisti di oggi, prima o poi saranno degli ex. Io ricordo solo un dato, siamo nel 2018, 40 anni fa è stata fatta la riforma sanitaria. Prima della riforma sanitaria c'erano le mutue, se avevi i soldi venivi curato, se non avevi i soldi aspettavi, come peraltro sta accadendo anche in questi tempi. Allora, nei primi anni 60 è stata fatta la scuola media unificata e obbligatoria per tutti, nei primi anni 60 è stato fatto l'Enel che ha portato l'energia elettrica in tutte le campagne dove prima la gente con il lume a petrolio, allora sicuramente ci sono stati degli errori, sicuramente permettimi però di completare l'argomento perché altrimenti non e sarò brevissimo. Sicuramente ci sono stati errori, sicuramente c'è stata gente che ha lavorato male, sicuramente c'è stata gente che ha rubato, ma da questo a dire che tutti quelli che sono venuti prima manca solo che diciamo dobbiamo buttarli dentro un forno, voglio dire un po' di calma e gesso per tutti. Posso essere d'accordo, ci sono state delle esagerazioni, non so se ricordo male, ma Toni Negri, che forse nemmeno un giorno è entrato in Parlamento, ha avuto il vitalizio, ma per gente che magari, perché ricordiamo la classe politica italiana che è uscita dalla resistenza e dal dopoguerra, c'è gente che ha dedicato una vita con i propri ideali al servizio di... Altra cosa è chi l'ha fatto per un anno o addirittura per 6 mesi e dopo comunque conteggiavano tutta la legge, quindi sicuramente ci sono stati degli abusi. E sicuramente, e concludo davvero, dico anche che chi ha un ruolo di responsabilità deve dare un esempio. Quindi al di là dell'importo effettivo del beneficio, perché sappiamo tutti che non è questo che risana i conti dello Stato, però è vero che chi sta a capo deve dare un esempio, però anche qua, e concludo davvero, forse l'esempio potrebbero darlo coloro i quali sono in carica, perché attaccarla con chi non è più in carica e non ha modo di difendersi se non per via giudiziaria, stiamo attenti perché da questo magari un giorno potremo passare anche ad altre categorie che non hanno la possibilità di... vitalizi che vengono ricalcolati diciamo, in base al metodo contributivo. Diciamo, quindi in base a quello che è stato versato. Ci sono altri casi come quello del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che percepisce un vitalizio di 15.000 euro al mese con l'autista e altri benefit. Però hanno versato questi contributi sulla base di stipendi che si sono fatti loro. Cioè io domani mi faccio lo stipendio di 10.000 euro e mi garantisco il vitalizio calcolato su quello. Cioè secondo me è tutto stato aumentato da loro per garantirsi queste cose qua. 500 euro al mese gli basta. 1.000 euro, tanto alla fine in questi anni si sono create quelle amicizie, di quelle cose che si sono messi via di quei patrimoni. Andiamo a vedere bene. Miotti, Forza Italia si è astenuta quando è stato il momento di votare. Sì, secondo me ha perso una grande opportunità. Mi piace citare la posizione di Toti, il governatore della Liguria, che proprio stamane ribadiva come a detta sua Forza Italia abbia sbagliato ad astenersi. Ne sono convinto anch'io, da giovane, da nuovo. Prima Renato citava che da sindaco lo stipendio che prendeva era di 1.200, da assessore a San Giorgio in Bosco, essendo anche dipendente pubblico, ne prendo 150, quindi ben capisco che i costi della politica che ci sono nei comuni sono diversi da quelli che ci sono in Parlamento o in altre realtà. Forza Italia secondo me ha perso un'opportunità, loro si sono nascosti dietro al fatto che questa riforma, questa modifica incostituzionale poi porterà
presto a ricorsi, porterà presto ad essere bocciata. Se io fossi stato al loro posto, sinceramente, pur essendo dello stesso partito, avrei votato di sì, e poi se i fatti davano torto a Fico, sarebbe stato Fico a rimediare una figuraccia, portando a casa un sonoro no. Di certo non sarei passato io come quello che va a difendere i diritti della casta, in una società come l'attuale, dove casta è tutto e casta diventa qualsiasi cosa che esce dal comune vivere la vita di ogni giorno. Beh certo, Mazzaro, appunto vitalizi che corrispondono alla pensione di qualche signora, no? Partiamo dal presupposto quindi che in un mese è quello che in 40 qualche giorni, pensionato prende in un anno. In 40 giorni l'ufficio di presidenza della Camera, dove ho l'onore e l'onere di sedere, è riuscito a fare qualcosa che evidentemente era fattibile fare anche negli anni passati. Perché questo è il dato. 40 giorni l'ufficio di presidenza si è riunito e ha tolto quelli che non erano qui si parla di abolizione di vitalizi, ma quando è stato giustamente citato si parla di andare semplicemente a rimettere il metodo contributivo rispetto a quanto hai versato. Come diceva giustamente il sindaco poco fa, sei stato 6 mesi in Parlamento, non possiamo darti 4-5 mila euro di vitalizio di pensione, perché faccio notare che non è stato un taglio generale omogeneo. Ci sono parlamentari che hanno fatto 4-5 legislature, quindi versando con un metodo contributivo, e che continueranno, passano dai 9.000 alcuni agli 8.000, alcuni fanno parte anche del movimento, sono stati in carica 4, 5, 6 legislature e continueranno a percepire. Io credo che il problema fosse un problema anche estetico, perché a volte per le persone la politica è anche una questione di immagine. Sapere che in Parlamento o adesso fuori dal Parlamento ci sono persone che con un giorno, 2 mesi, 3 mesi, faccio notare che gli attuali parlamentari e anche quelli della consigliatura precedente, io in primis, quindi il vitalizio non lo percepiranno nemmeno alla soglia dell'età pensionabile. Quindi il concetto era semplicemente togliere via degli odiosi privilegi passati in un momento in cui questo tema non era particolarmente sentito, evidentemente la classe politica aveva pensato di poter fare un po' come le pareva e si è data questa opportunità. Però dato che si parla sento troppo spesso in aula parlare, ma in 40 giorni non avete portato nessuna legge, come se l'Italia avesse bisogno di leggi nuove, semmai di snellire il processo legislativo. Io credo che un dato significativo sia che in 40 giorni un ufficio di presidenza di uno dei 2 rami del Parlamento abbia saputo togliere esteticamente e nei fatti qualcosa che al cittadino comune non poteva che risultare giustamente un privilegio veramente da casta. Quindi partiamo da un piccolo dato effettivo fatto, non cambia i conti dello Stato, ma è un'immagine tanto di 40 milioni di euro risparmiati che possono essere utilizzati in altresì maniera, ma soprattutto è l'idea che chi sta in Parlamento lo fa al servizio dei cittadini italiani e quando ci sta ha già uno stipendio lauto che percepisce, non ha bisogno dopo qualche giorno di percepire anche un assegno a vita e di essere mantenuto a vita dal nostro popolo, dal popolo italiano. Sentiamo cosa ha detto Di Maio dopo il giorno dell'approvazione, vediamo. Come vi avevamo detto, tagliamo i vitalizi, lo faremo e l'abbiamo fatto. Ora vi dico, tagliamo le pensioni d'oro ai grandi ex manager di Stato, gente privilegiata, perché da 4.000 euro in su tagliamo a tutti coloro che non hanno versato i contributi per prendere una pensione anche da 30.000 o 40.000 euro, a tutti quei parassiti sociali che hanno campato sulle spalle di tanta gente in Italia. Allora, anche le pensioni d'oro adesso si pensa, pensioni anche al di sopra mi pare dei 4-5 mila euro. 5.000. Un Di Maio senza voce, per una come dire, no? Tra Di Maio e Salvini c'è sembra quasi, non dico che faccia una gara, però c'è un presidenzialismo molto forte, Ermanno, in questi primi 40 giorni di governo. Dicono quello che stanno facendo, quindi è giusto che facciano così. Non lo so, io mi ricordo che altri governi prima hanno fatto la stessa cosa, cioè adesso ci si meraviglia perché ci sono 2 partiti nuovi, improvvisamente, inaspettatamente, allora si va a vedere anche il pelo sull'uovo. Non ha nessun senso. Stanno facendo, dicendo quello che hanno fatto, che quello che hanno promesso e quello che stanno facendo. E siccome ritengo che sia una cosa giusta e doverosa, perché c'è gente che non ha lavorato, per esempio i manager hanno fatto fallire aziende dello Stato, sono andati in pensione
con una buonuscita mostruosa, milioni di euro, e poi hanno una pensione da milioni di euro. Io direi che questa è una cosa ingiusta, da qualunque parte venga. Poteva farlo il governo precedente, lo fa questo, lo continui a fare il prossimo, perché non ha senso che il cittadino italiano tiri fuori i soldi e poi vanno in tasca di gente che prevalentemente questa gente è incapace, perché hanno fatto fallire banche, hanno fatto fallire aziende di Stato, hanno gestito male la cosa pubblica normalmente, quindi vanno cancellati, basta. Ma non è che è protagonismo di Salvini, stanno dicendo, e se sarebbe negativo se lo dicessero e non facessero, ma siccome stanno dicendo e stanno facendolo, ben venga, anzi, più trasparenza di così. È una lezione per i prossimi, per l'opposizione. Speriamo che questa opposizione risusciti, perché il grosso problema è che non abbiamo un'opposizione, e la cosa mi preoccupa molto, perché quando non c'è opposizione non c'è democrazia. E allora sarà bene che qualcuno si metta, faccia un passo di lato, un passo avanti, un passo indietro, faccia un passo, si tolga di mezzo e lasci che si crei un'opposizione dignitosa con delle proposte dignitose. Perché non ti devi dire, ma tu hai parlato o tu hai detto, ma allora adesso continui il protagonismo di Salvini, il protagonismo di chi se ne frega? Se fanno i protagonisti e fanno le cose, ben venga quel protagonismo. Ecco, allora parliamo anche uno dei, come dire, quello che è stato fatto in questo periodo ma che ha sollevato molte polemiche è stato il famoso decreto dignità sul lavoro. Adesso si è riaperto uno spiraglio sulla possibilità di utilizzare i voucher per i lavoratori stagionali, cosa che invece inizialmente sembrava dovesse essere messa da parte. Allora, innanzitutto, Renato Marcon, un giudizio su questo decreto dignità. Io condivido molto l'approccio del professore, nel senso che entriamo nel merito a prescindere perché altrimenti non se ne esce. Chiudo solo, o meglio, permettetemi solo una piccola postilla sulle pensioni. Sulle pensioni a un certo punto potremmo anche arrivare a ragionare, a dire che cos'è la pensione e cosa serve la pensione. Per quanto sia stato alto il tuo stipendio, al di là che tu sia stato un manager dello Stato o un manager di un'azienda privata, probabilmente quando hai 4-5 mila euro di pensione al mese riesci a vivere in maniera dignitosa, perché la pensione è quella cosa che dovrebbe consentirti di vivere in maniera dignitosa. Non può essere che la pensione sia una sorta di ulteriore stipendio, perché altrimenti no, viene meno la... E quindi i risparmi vanno o possono andare a beneficio della collettività. Rispetto a questo decreto dignità, io devo dire che alcune misure che rappresentano un'inversione di tendenza rispetto ad altre misure che erano state poste in essere negli ultimi anni, e non ho motivo per nascondere il fatto che le condivido anche come approccio. Se parliamo dei voucher, sono stato contrario ai voucher 2 anni fa e sono contrario ai voucher oggi, anche per un minimo di coerenza, perché insomma, ecco, perché ho la sensazione che non siano i voucher che ci danno una prospettiva di futuro. Vedete, la mia visione è che in questi anni purtroppo, e non è certo colpa di questo ultimo governo, rispetto al quale comunque io sicuramente non sono un tifoso, ma si è ritenuto che tutte le criticità dell'economia vadano affrontate mettendo in discussione il lavoro e la dignità del lavoro, quando forse ci sono anche altre criticità. Qualcuno in questi giorni mi ricordava che l'energia in Italia costa il 30% in più rispetto agli altri paesi, e così altri elementi del costo del lavoro. Allora, facciamo un ragionamento complessivo, però sul tema appunto del lavoro e dei lavoratori dobbiamo fare un percorso per ridare dignità al lavoro e ridare dignità ai lavoratori. Il lavoratore non può essere considerato alla stessa stregua di una merce,
è un'altra cosa, e il contributo che il lavoratore può dare al lavoro, alla qualità del lavoro e quindi anche alla competitività dell'azienda Italia, come a volte si dice, credo sia un contributo importante e quindi il soggetto va anche valorizzato, insomma, e non umiliato. Mazzaro, vedo che... Io credo che siamo di fronte a un decreto che non parla solamente di lavoro, ma parla un po' come le deleghe del vice premier e ministro Di Maio, che riunisce sia il comparto sulle attività produttive sia quello del lavoro, che vada a parlare all'economia italiana, perché penso ad esempio che all'interno del decreto dignità vi è tutto il ragionamento sulle delocalizzazioni, e cioè su quelle aziende che hanno avuto contributi dallo Stato italiano e sono andate poi a delocalizzare all'estero con la perdita di posti di lavoro nel nostro paese. E il decreto dignità dice una cosa molto semplice: mette due somme di tasse aggiuntive da dare a questo tipo di aziende che sono andate a delocalizzare. Se hanno delocalizzato nell'Unione Europea, i costi che dovranno pagare, oltre a ridare indietro quanto ricevuto, saranno medi, ma se sono andati a delocalizzare, come hanno fatto molte realtà produttive anche qui del nord-est, in paesi extra UE, dove la manodopera costa pochissimo, facendo perdere posti di lavoro a degli operai, a delle operaie italiane, io credo che queste aziende abbiano sostanzialmente truffato il nostro paese e truffato quel governo che aveva dato loro la possibilità di ricevere delle sovvenzioni. Si è parlato ad esempio anche poco del discorso riguardante le scommesse. Certo, noi siamo stati come Lega sia sul territorio comunale, nei nostri comuni dove amministriamo, assieme anche a tanti altri colleghi di altre forze politiche, sia come Regione Veneto e oggi al governo del paese, fortemente attenti al problema della ludopatia. La ludopatia è un problema che colpisce il cittadino nel quotidiano, perché siamo di fronte a un bombardamento mediatico da parte di società di scommesse, di gioco d'azzardo, che poi va a ripercuotersi nella vita quotidiana con le famose slot machine presenti in ogni bar, certo, e in ogni angolo di strada, spesso anche vicino a luoghi sensibili come possono essere scuole, come possono essere oratori, patronati. Questo è un problema che riguarda la quotidianità delle persone, quindi andare a contrastare nei limiti del possibile tutta quella pubblicità che fa apparire il gioco d'azzardo come la soluzione dei problemi economici in un periodo di crisi e di disperazione risulta ampiamente e doppiamente grave. Io credo sia un passaggio importante. Un passaggio finale sui voucher. Sì. Noi abbiamo sempre contrastato, e l'ho detto anche, siamo stati in audizione con il vice premier Di Maio proprio ieri alla Camera, abbiamo avuto un'intercommissione per parlare del decreto dignità. E lui ci ha spiegato una cosa chiara, che è contrario ai voucher perché giustamente c'è il rischio che questi voucher diventino un metodo di pagamento non saltuario, non per prestazioni occasionali, ma noi abbiamo chiesto di reintrodurli tout court, abbiamo chiesto di reintrodurli per quelle mansioni, i lavori stagionali, in agricoltura, quindi i lavori periodici, oppure per gli assistenti domestici, dove si va con il voucher a contrastare quella che è la piaga del lavoro in nero e quindi del mancata riscossione di tasse da parte dello Stato. Come? Non più col voucher dal tabaccaio che era facilmente, diciamo, aggirabile, ma come era successo nel governo precedente, che nell'ultima fase aveva introdotto il voucher tramite sistema elettronico, quindi totalmente controllato, e quindi non era possibile per chi dava il voucher al lavoratore farlo diventare una specie di contratto a voucher. Però in determinati lavori, soprattutto penso alla nostra agricoltura, al caso tipico della vendemmia, lo ha citato ieri in aula persino Epifani, dicendo nel caso della vendemmia è ovvio che il voucher possa divenire qualcosa di utilizzabile, ma deve essere appunto una misura straordinaria per determinati settori, non può sostituire quello che è il contratto di lavoro dignitoso e regolare, come diceva giustamente il sindaco, che deve essere applicato ai nostri lavoratori. Miotti, come valuta? Concordo con l'onorevole Bazzaro nel dire che il voucher comunque è uno strumento e in base a come si usa può avere utilizzi positivi e negativi. Sicuramente l'abuso, come ogni cosa, è sbagliato. Un uso consapevole e serio ha un suo significato e dà risposta a tutta una serie di settori che fondano le loro lavorazioni sulla stagionalità. Quindi ben venga l'introduzione del voucher, ovviamente con dei paletti. Io penso ai tanti studenti che magari per arrotondare, per contribuire alle spese dello studio, fanno ripetizioni o fanno attività che non possono sicuramente essere contrattualizzate. Il voucher studiato e adeguato può essere una risposta anche per questi settori che solitamente sono una fonte di nero, sicuramente poche e basse quantità, però comunque una fonte di nero. Marchetto, la dignità del lavoro passa solo per il contratto a tempo indeterminato? La dignità del lavoro, il lavoro è dignitoso quando dopo aver lavorato si riesce a costruire una famiglia, a costruire il futuro per i propri figli e a rendere ricca una nazione.
Attualmente stiamo in una economia di sussistenza, perché che se ne dica, le famiglie non riescono a pianificare grandi investimenti, i quali ampliare la casa, ristrutturare casa, fare tutte quelle spese che fanno girare l'economia, perché non è andando all'indietro che si progredisce, non è spendendo da 50 euro una camicia a 5 euro dai cinesi che facciamo progredire l'economia. La sinistra in questi anni come ci ha ridotto? Ci ha ridotto a un'economia di sussistenza, il precario non riesce a contrarre mutui, il precario non riesce a far famiglia, e se non ci sono i soldi dove vai? Difatti vai in zone industriali, ti rendi conto che le industrie che funzionano sono quelle che lavorano con l'estero. E come mai? Perché in Italia la gente non spende più i soldi. Chi fa cucine, chi fa qualsiasi attrezzatura non ha mercato in Italia. E allora vogliamo andare al terzo mondo o vogliamo rimanere uno dei più grandi paesi industrializzati? I soldi devono rimanere in mano ai cittadini e alle imprese. Il peso dello Stato è enorme. Allora si è iniziati limitando il precariato, perché non è che sia stato abolito del tutto la possibilità di fare contratti a termine, eccetera, eccetera. Sono state ridotte i tempi, ok? Ma quello che sarà da fare sarà quello di ridurre il peso dello Stato. Tutti ce ne accorgiamo, anche sulle piccole cose. L'idraulico che ti fa una mansione ti dice: guarda, se vuoi in nero te la faccio col 30% di sconto. E quello è il peso dello Stato. Lo Stato pesa, è una zavorra per il mondo del lavoro. E se l'operaio si trova a avere 2-3 mila euro netti al mese da spendere, sai come parte l'economia? Sai come risolleviamo questa nazione? Non possiamo competere con questi stipendietti qua. E quindi cosa si deve fare allora? Qual è la soluzione? Bisogna alleggerire il peso dello Stato. Il prossimo passaggio sarà quello di ridurre le tasse, ridurre il peso dello Stato e dare i soldi in mano ai cittadini che possono spenderli. Automaticamente si riattiva un circolo virtuoso, per cui nel momento in cui inizia a girare l'economia, automaticamente lo Stato incamera comunque, perché già l'IVA è una risorsa che inizia a crescere. E per le imprese cosa facciamo per le imprese? Per le imprese ridurre le tasse, la burocrazia. Io sono libero professionista, mi viene male solo a pensarci, ma solo il commercialista è una cosa da pazzi. Incombenze tutti i giorni. Prima di entrare ho firmato la privacy, anche quella è una stupidaggine. Sembra che ci sia la privacy, io non mi sento protetto, i miei dati non li sento protetti nemmeno se li spedisco con una capsula nello spazio. Cioè noi stiamo qui a firmare moduli contro moduli. Dobbiamo alleggerire, semplificare, tornare una volta quando si faceva a mano, ok? Si faceva un foglio perché costava tempo anche, in bella calligrafia, ok? Certo. Sono cose semplici. Meno burocrazia, sì, meno normative e un alleggerimento dei costi anche per le imprese. Facciamo un breve break pubblicitario, torniamo subito però e dopo parleremo anche della questione migratoria, tra poco.